E ora invito sul palco un artista, il grande DJ Tubet. Mandi Bielint, giornata della legalità, giornata della oh, così mi piacesse. Facessi un bel battimano, un bel applauso per tutti voi dal basso all'alto. Grazie. Siete splendidi, meravigliosi. Sono davvero contenti se con voi altri in queste bellissime mattinate a vicino lontano. Soprattutto perché l'argomento è quello del respiro. Proprio una parola magnifica. Vi faccio subito un pezzo di strofa che tratta qualcosa di legato a questo concetto. Mani intrecciate, monolitiche eternano, gioia che scoppia, pensieri che si sospendono, ti trovo in lunghi sospiri che trattengono, i palpiti di un cuore in preghiera rallentano, tutte quiete calma a lungo attimo cercano, i cieli che le rocce immergono, il mio corpo appartiene a te, o eterno atomo, dolcezza di rugiada, occhi che lacrimano. Grazie Mularie, grazie. Grazie. Il tema del respiro c'entra con un tema molto più caro ai giovani, ma anche agli adulti, che è quello della gioia e della concentrazione. Vi faccio un esempio. Quando voi vedete qualcosa di bello, facciamo un esempio easy, tipo una bella ragazza o un bel ragazzo, fate tipo, avete come un leggero spavento dalla bellezza che vi azzera completamente il respiro. Cosa fa questo? Vi produce una gioia, un innamoramento che non capite da dove parte, che non dipende da noi e non dipende neanche da questa persona, dipende dalla bellezza che vi arriva in faccia, boom, come un treno. E in quel momento il respiro non c'è. Allora una cosa logica è che dovete osservare il respiro. Quando voi studiate, fate qualcosa che amate, in cui ci mettete il cuore, dunque la concentrazione, noterete che il respiro rallenta, si calma, si placa, ok? Quindi respiro, gioia, pace, amore, Dio sono tutti collegati. Quindi cosa c'entra tutto questo con la legalità? C'entra col fatto che quando stiamo per fare una minchiata, scusate il termine, stiamo per farci coinvolgere da brutte persone o da una rabbia, da una rivalsa, stiamo per fare la stupidata che fanno tutti i ragazzi, ma se noi abbiamo il ricordo di questa calma, perché l'abbiamo incontrata nelle cose che amiamo, possiamo avere un microdubbio, un'esitazione che ci fa fare, ehi, aspetta un momento, vedendo non fa monadis, perché ce l'abbiamo nel corpo, nella nostra coscienza. Dunque, che voi siate credenti o atei, è lo stesso. La preghiera inteso come introspezione, studio, meditazione, chiamatela come volete, amore per una disciplina ferrea, vi porta allo stesso risultato, che è calmare la mente, sentire il vostro cuore, calmando il respiro. Ok? Quindi respiro non è solo vita, è incontro con noi stessi, con tutto il mondo e se volete con Dio. Fate un applauso al respiro. Veniamo adesso al concetto della parola che abbiamo trattato assieme alle scuole, alle vostre scuole superiori, assieme ai ragazzi detenuti in carcere. Non vi farò oggi quindi il testo fatto con i detenuti e le scuole come facciamo ogni anno, perché quest'anno ho fatto con loro un lavoro didattico che è rimasto là dentro, perché serviva non per fare una canzone all'esterno, ma serviva per imparare come si fa una canzone, come si scrivono le rime, come si raccontano le emozioni e dunque l'importanza delle parole e se vogliamo anche delle relazioni. Quindi oggi con voi cosa farò? Farò un freestyle
come al posto di questa cosa qua, però giocherò con voi lo stesso con una specie di ritornello, con tirifurcumò, in modo da poter dialogare. Quindi respiro, gioia e parola sono la base non solo della legalità, della convivenza, del dialogo, ma sono la base della vita. Un applauso al potere delle parole. Bene, veniamo quindi alla parte danzante. Vi faccio sentire questo ritornello che ho in mente e vi dico cosa potete fare insieme a me prima di mettere il beat. Ok? Inclusione contro il pregiudizio che ferisce. La parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Voi potete dire la cosa che unisce è la libertà, perché abbiamo bisogno di unire le persone che lottano contro il male portando il bene, portando la pace laddove c'è la guerra, portando la gioia laddove c'è la tristezza, portando il dialogo laddove ci sono le sbarre. Abbiamo bisogno di unire questa resistenza che è interiore prima di tutto. La rivoluzione esiste qua, il cambiamento poi è un'altra cosa. Quindi, inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere e voi o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Un applauso alla libertà e a voi. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Sono molto contento di stare qua dentro, quando mi addentro in una sorta di dialogo. Non è un monologo, è una storia che inizia ma non finisce con un prologo. Quindi adesso ascolta questa favola come quella del figlio il prodigo. Ti do libertà nel dialogo perché si sa su via. Quando tu parli con una persona per capire se ha capito quel che dici serve empatia. Quindi serve entrare nella relazione, capire cosa intende per ogni parola che stai usando in questa comunicazione, perché è strettamente legata a te, al tuo vissuto, al suo vissuto, alle sue emozioni. Le parole sono libertà, non solo suoni. Inclusione assieme. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Lascia stare i convenevoli, porta la pace ai saluti e il rispetto ai più deboli. È questo senso di non stare muti, è questo senso di fare le cose in carcere coi detenuti. Porta rime che non hanno rivali, porta la gioia nei malati terminali degli ospedali. Ehi, è quello che devi dare, tu sei gioia, la devi espandere, la devi donare. È un messaggio molto chiaro. Nel mezzo del buio, paro paro, tu devi essere un grande faro come sul palco. Nel mezzo della puzza dell'ingiustizia, tu devi dare il profumo del borotalco. In mezzo alla marizia, in mezzo alla cupidigia, porta il tuo amore dentro la valigia. Grazie ragazzi, un applauso per voi. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Non farti mai buttare giù, non farti mai dire che quello che pensi è un tabù. A tu per tu con la tua verità, sì, la tua vera autenticità. Di
di cosa parliamo se non ci conosciamo, se non ci confrontiamo, se non ci amiamo, se non ci rispettiamo? Che cazzo serve salutarci se non ci diamo la mano? Ehi, c'è bisogno di essere esseri umani, mica di fare la fine dei cani. C'è bisogno di pensare al futuro con speranza, perché oggi è già domani. C'è bisogno di parlare a rotta di collo senza interruttore. C'è bisogno che quando parli con un altro gli migliori la vita, gli fai vibrare il cuore e gli porti via tutto il dolore che ha. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Un applauso a voi, alle scuole, alla libertà che ci vuole, alla libertà che ci vuole. In questo momento storico dove i prepotenti con o senza ciuffo calpestano ogni diritto, ci vuole libertà, disobbedienza e integrità. Inclusione contro pregiudizio che ferisce, la parola può distruggere o unire chi resiste. Sempre in alto siamo comunità, dialogo e speranza, questa è libertà. Grazie bella gente. Ora mi piacerebbe raccogliere le vostre idee con questo fine. Essendo molti anni assieme a voi, assieme alle vostre scuole, che entriamo in questo fantastico mondo che è il carcere, di cui non c'è tempo di parlare, ma almeno una cosa la ripeto sempre quando vado nelle scuole senza sbarre, ed è questa. Quando fai una lezione in carcere, quando condividi il tuo cuore con i detenuti, alla fine della lezione ti ringraziano, ti dicono grazie. Vorrei vedere un bel grazie per tutti i vostri insegnanti, come loro fanno con noi quando entriamo in carcere. Fatelo anche voi, un bel applauso agli insegnanti. Grazie ragazzi, evviva gli insegnanti, i bidelli, i dirigenti scolastici che lottano con la burocrazia ogni giorno. Tornando a noi, vi devo chiedere delle parole ma con un ragionamento in più. Pensate a delle parole o dei concetti o delle frasi o dei pensieri che voi le dite a me adesso scendo attraverso questo microfono, ma facciamo come se queste parole attraverso il freestyle che farò possano entrare all'interno del carcere, possano entrare come un messaggio, una richiesta o un pensiero. Quindi scendo a chiedere queste parole. Come prima cosa la legalità si sorregge sull'osservazione della legge, ma non con una visione pari pari così da gregge, ma come prima cosa si sa non è mica patetica, la legalità si sorregge sull'etica e sul senso comune dell'osservanza, quindi serve sempre vigilanza da parte del normale cittadino come dello Stato. Ognuno deve essere sempre con lo sguardo attento e vigile, non è mica complicato. Pensa se la cosa porta al bene comune oppure no. Quella è la discriminante della legalità che io ho e si sa e ne ho le prove. Era legale anche essere razzista nel 1939, quindi è meglio che ci metti l'etica e non la figura patetica e bispetica dell'osservanza della legge a oltranza. Ma pensa sempre alla normalità, pensa sempre come la tua amica l'umanità, pensa sempre se ti eleva il cuore, pensa sempre se la legge rende un mondo migliore. È chiaro che non la puoi criticare solo perché ne sei vessato, perché stai facendo un reato. In quel caso sei tu che
che nella testa hai qualcosa di sbagliato. Serve l'osservanza e la pazienza, perché la legge ci protegge dalla prepotenza. E si sa che serve un po' di ascolto fra me e te, anche di ascolto fra le forze dell'ordine. Dovete vederle alle vostre pari, perché se voi fate un po' troppo i coglioni è chiaro che loro non saranno tanto bravi. Quindi portate rispetto, è la cosa che serve qua dentro quando rappo, in qualsiasi contesto, anche quando contesto con o senza testo, anche quando mi addestro, anche al campetto quando stai segnando canestro. Il rispetto è per la vita che ti invita a essere la migliore persona che sei e che saresti. Il rispetto è quello che dai prima di quello che pretenderesti. Quindi occhio, attenzione, che il rispetto sorregge questa nazione. La legge serve per l'osservanza, porto in carcere questi concetti ad oltranza, ma qualcuno vorrebbe fare i miracoli. Sai, in carcere ci sono tutte le nazionalità, c'è pure qualcuno di Napoli, ma quando l'ho incontrato se ne intendeva di rap, tête a tête con Tubet, lo sai che se ne intendeva pure di slang. Mi ha fatto il big up quando ho nominato 99 posse oppure i Cosang. Yo, vedo che te ne intendi di improvvisazioni, quanto è difficile la legalità a Napoli nei rioni. Eppure c'è qualcuno che resiste, eppure c'è qualcuno che insiste, che persiste, perché le scelte all'inizio sembrano così convenevoli. Essere figo, fare il bullo, avere i soldi, rapinare i deboli. Questa non è legalità, questa è forza e prevaricazione. Cos'è che hai distribuito, a parte la ricchezza che hai fregato? Solamente tanta tristezza e depressione. E questo è il conto che ti tornerà al di là delle chiacchiere, quando sei da solo in isolamento e non sai con chi piangere in carcere. Quindi fate attenzione prima di sbagliare, pensate anche al dopo, anche se tardo ad arrivare. Ma voi giovani siete scusati, sapete perché? È una questione di biologia. Questa corteccia un po' frontale, quando sei giovane funziona in maniera banale, non è abbastanza sviluppata. Non avete il senso della comunità e del pericolo, quindi è normale fare qualche cazzata, ma pensa lo stesso come se fossi una persona adulta, che quando vede un figlio bravo, che si comporta bene a scuola, esulta. Grazie, grazie. Ho dimenticato qualche parola, credo. Friul, dopo ci ho smenteato. Sogno? E basta? Il Friuli partito al chiappi al pace che tu sas, che il Friuli le pui bialta e stig improvvisas, tu mi capisci quando ti vai che ti langa parla gente che magari biscolta che ti rive come contente I love Friuli, ma non venesse Giuli. Ah, pace che sing in Friuli ca a Odin si sa, scotti mi con che di maton si che di piace come te mi direttamente come cosa che ti faccio non che faccio di improvvisamente non mi deriva capire con che di maton si che di ban che stil che ti porta in chimo che original tu batti na ragamo fin style. Tendo rotato langa non sta molale mai. Fuarce Friulo tal dissi in freestyle, questo è il sogno che avevo da ragazzino e sono quasi 30 anni che rimo, mi allucino sempre col microfono in mano, sempre fiero di stare nel mondo ma sentirmi friulano. Mandi Bielint! Mandi! Grazie! Grazie!